Benvenuti, oggi è martedì 25 febbraio 2025. Il sole sorge alle 6:39 e tramonta alle 17:48. La luna si leva alle 5:11 e cala alle 14:53. Oggi la chiesa celebra San Gerlando di Agrigento. Il nome Gerlando ha origini germaniche e significa valoroso con la lancia. Il 25 febbraio si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale della commedia dell'arte. La data di ricorrenza è scelta perché il 25 febbraio 1545 è stata legalmente costituita con atto notarile a Padova la prima compagnia di comici di professione al mondo. Nata circa a metà del XVI secolo e durata fino all'inizio del XIX, la commedia dell'arte si chiamò commedia buffonesca e a soggetto. La caratteristica principale è l'assenza del copione, per cui gli attori non imparano a memoria le battute, ma basano la propria recitazione su un canovaccio, cioè un breve testo, e improvvisano i dialoghi sulla scena. Il primo festeggiato di oggi è Gigio Donnarumma, che compie 26 anni. È il portiere della nazionale italiana che ha vinto l'Europeo 2021 grazie alle sue parate. Ha esordito al Milan a 16 anni e ne è diventato un simbolo, fino a quando ha lasciato i rossoneri per il Paris Saint-Germain tra le polemiche dei tifosi. La seconda festeggiata di oggi è Francesca Michelin, che spegne 30 candeline. La cantante veneta ha vinto X Factor a 16 anni con il suo singolo Distratto. Ha collaborato con Fedez per i successi Cigno Nero e Magnifico. Ha partecipato a Sanremo 2021 con Chiamami per nome, arrivando seconda dopo i Maneskin. Nel 2023 è tornata alla conduzione di X Factor, il talent che l'ha lanciata. La terza è Flavia Pennetta, che compie 43 anni. È una delle tenniste italiane più forti di sempre, che ha vinto gli US Open 2015 a 33 anni, battendo in finale la sua amica Roberta Vinci. È stata la seconda italiana a vincere uno slam in singolare, dopo Francesca Schiavone. È l'unica tennista italiana a vincere uno slam sia in singolare che in doppio. Era un pastore metodista che combatté per i diritti dei neri dopo la fine della schiavitù. Stiamo parlando di Hiram Rhodes Rebels. Il 25 febbraio 1870 entrò nella storia come il primo afroamericano eletto al Parlamento americano. Lottò per l'eguaglianza razziale e promosse l'integrazione nelle scuole, aprendo la strada ad altri afroamericani, fino a Barack Obama, il primo presidente nero degli Stati Uniti. Sapete cosa sono le piogge acide? Si definiscono come la ricaduta dall'atmosfera sul suolo di molecole acide da precipitazioni quali piogge, neve o grandine. Se la pioggia assorbe più sostanze inquinanti come solfati e nitrati, a causa dell'aria inquinata il suo pH diventa inferiore a 5,6 e si parla quindi di pioggia acida. Gli effetti possono essere vari. Queste piogge infatti possono corrodere gli edifici e uccidere le foglie degli alberi e delle piante. L'effetto corrosivo degli acidi è causato dagli ioni idrogeno, particelle chimiche che reagiscono molto facilmente. Buongiorno ai 12, oggi Mercurio si congiunge a Saturno, quindi l'intelligenza e la logica, mentre la Luna fa la stessa cosa con un Plutone molto creativo e fantasioso in Acquario. Cosa accadrà nello zodiaco? Scopriamolo insieme. Ariete. Decisamente la congiunzione Mercurio-Saturno vi porta a pensare che dovete concretizzare imminentemente qualcosa, anche perché parlano al vostro pianeta Marte, quindi dateci dentro, mentre invece gli intrighi creativi di Luna e Plutone vi stimolano a fare diventare una relazione amicale qualcosa di più. Toro. Decisamente la congiunzione Luna-Plutone non è proprio quella che vi aspettavate per stare del tutto calmi, anche se la Luna, venendo da un trigono dal Capricorno, è decisamente molto più clemente con voi, molto più gradito e sicuramente
l'aspetto Mercurio-Saturno che vi rende capaci di dare il via a un progetto lavorativo molto importante e a farvi stare sereni da un punto di vista pratico, finanziario e anche un po' sentimentale. Gemelli, la vostra giornata è una giornata che si avvale di uno stupendo trigono dall'Acquario, una luna curiosa e che vi dà molti stimoli. Saturno e Mercurio invece vi suggeriscono che forse al lavoro c'è da cambiare qualche collaborazione. Cancro, la giornata di oggi è una giornata che vede questo stupendo trigono Marte, Saturno e Mercurio congiunti. La Luna, la vostra signora, invece si fa più intrigante congiungendosi a Plutone e vi suggerisce delle idee molto passionali. La sicurezza dei vostri affetti per voi è sempre la cosa più importante. Leone, la giornata di oggi è allietata da una bella Venere che ancora vi sorride, mentre invece il vostro astro, il Sole, immerso in acqua, osserva un po' dei giochi planetari interessanti. Oggi vi incuriosiranno le persone di spessore, ma la Luna congiunta a Plutone non riesce proprio a cancellare il tarlo della gelosia. Vergine, giornata oggi che prevede ancora i pianeti in pesci in opposizione. La Luna congiungendosi a Plutone vi manda in mattinata però un abbraccio creativo e un po' risolutivo, una prospettiva di vedere le cose in maniera più ampia. Saturno e Mercurio congiunti in opposizione vi ricordano che è arrivata l'ora di fare i conti con qualche capo superiore e chiedere le vostre ragioni. Bilancia, stupendo questo amplesso tra Luna e Plutone che vi stimola molto, che vi rende molto passionali e che soprattutto vi fa vedere le cose molto in prospettiva. Non caricate di cervelloticità le analisi oggettive di alcune dinamiche, cercate invece di essere giusti e di capire un po' meglio le ragioni degli altri. Scorpione, la vostra giornata oggi è una giornata piena di tante sorprese, poiché Urano decisamente movimenta il tutto. La Luna e Plutone vi daranno un po' qualche sorpresa inaspettata, ma potete contare sui trigoni di Sole, Saturno, Mercurio e Nettuno, tutti dalla vostra parte che velocizzano lavoro, ma soprattutto amore e passione. Pronti per innamorarvi? Forza! Sagittario, giornata oggi che vede la bella Venere farvi le carezze, visto che ben 4 pianeti dai pesci vi guardano un po' male. La Luna, tra l'altro, si rende amica e con Plutone vi dà un suggerimento intrigante a forma di una comunicazione nuova, di un amico e di qualcuno che potrebbe suggerirvi la strada giusta. Oggi nel parlare sarete molto suadenti e affascinanti. Capricorno, la Luna in mattinata ancora nei vostri gradi salterà ad abbracciare il Plutone con la quale si è già congiunta. Dovete sapere che questo vi dà modo e margine di essere molto più creativi nelle finanze e di investire. Se avevate qualche progetto affaristico, da questo momento in poi potrete dare il via. Acquario. Giornata oggi molto bella proprio perché la Luna riesce in mattinata ad allietare il vostro Urano prigioniero ancora in Toro, ma manca poco. Tenete duro Acquario, oggi un'impennata di creatività, mentre invece le finanze vanno tenute sotto controllo. Pesci. Giornata oggi che con questa splendida congiunzione Mercurio-Saturno vi dà forza e soprattutto vi rende abili negli sport, anche se al lavoro pretenderete che si faccia a modo vostro, perché avete più volte analizzato la situazione ed è il momento di prendere una posizione. Nasce a Liverpool il 25 febbraio 1943 e diventa uno dei 4 ragazzi che conquistano il mondo con la loro musica. È George Harrison, il chitarrista e il compositore dei Beatles, che scrive canzoni come Here Comes the Sun e Something. È il Beatle tranquillo, ma anche quello più curioso e aperto alle altre culture. Si appassiona all'India e dopo i Beatles continua la sua carriera da solista e partecipa al Concert for Bangladesh, il primo concerto benefico della storia. Muore nel 2001 a Los Angeles e viene ricordato con un documentario realizzato da Martin Scorsese. Passare sotto le forche caudine. È un modo di dire che viene da una battaglia dell'antica Roma.
I Romani furono sconfitti e umiliati dai Sanniti, che li costrinsero a passare sotto dei giochi fatti con delle lance, nudi e insultati. Questi giochi si chiamavano forche caudine. Quando si dice che qualcuno passa sotto le forche caudine, si vuole dire che subisce una grande umiliazione o una situazione vergognosa. Oggi vi parliamo di un genio che ha cambiato il mondo, Steve Jobs, il fondatore di Apple. Era un ragazzo ribelle e curioso che non seguiva le regole. Lasciò l'università dopo 6 mesi e si appassionò alla calligrafia per 1 anno e mezzo. I suoi genitori adottivi non capivano la sua scelta, ma lui continuò a seguire il suo istinto. Viveva in povertà, dormendo sulle poltrone degli amici e facendo una dieta di sole mele. Ma quella passione per la calligrafia gli tornò utile 10 anni dopo, quando creò il primo Mac, il computer che rivoluzionò il design e la tecnologia. Steve Jobs era un visionario, ma anche un eccentrico. Nella sua sede nella Silicon Valley aveva un parcheggio enorme, ma lui parcheggiava nel posto riservato ai disabili. Ci salutiamo con la frase del giorno. In 2 parole posso riassumere tutto quello che ho imparato sulla vita. Va avanti. Davanti a noi c'è già un nuovo giorno che accogliamo come sempre con tanta curiosità e voglia di fare. Ci vediamo domani per scoprire insieme nuovi modi di dire, ricorrenze e celebrazioni dal mondo. Buona giornata dalla vostra Martina.